Buonasera cari amici di Toscana Sprint, ci troviamo in Garfagnana nel comune di Pieve Fosciana, come potete vedere dalle immagini, per la gara, per la giornata azzurra organizzata dalla Monte Carlo Ciclismo, quindi esordienti ed allievi, valida per il primo Memorial Mori Rossano. Ricordiamo che a ogni categoria poi ci sarebbe anche il traguardo volante intitolato a Giuseppe Tagliasacchi, altra persona legata a Pieve Fosciana ma legata soprattutto alla Garfagnana, ex ciclista e direttore sportivo, ha cresciuto tantissimi ciclisti ragazzi di zona, anche quelli membri della famiglia Mori, come Roberto Mori, Rossano, quindi la famiglia Mori, come detto, legata non solo al territorio ma al ciclismo di per sé, e la Monte Carlo Ciclismo, a cui è legata alla famiglia Mori, perché ricordiamo i nipoti di Rossano e i figli di Roberto, Francesca e Filippo hanno indossato la maglia della Monte Carlo Ciclismo del presidente Ferdinando Di Galante. Quello che state vedendo, purtroppo come state vedendo dalle immagini, il tempo è un po' avverso, c'è la pioggia, sta piovendo a Pieve Fosciana, anche dagli ombrelli che sono stati aperti. La presentazione delle squadre, avete visto prima l'associazione Una Bici per Tutti del presidente Claudio De Angeli, abbiamo visto l'Unione Cilistica Donoratico, come state vedendo questo è arrivo in leggera pendenza, un percorso di 3 km che vede la prima parte in discesa e poi si inizia a salire, una salita che praticamente dovrebbe essere un po' più di 1 chilometro e che potrebbe anche regalare qualche sorpresa. Quelli che schierati sono gli esordienti del primo anno, saranno 39 partenti su 45 iscritti. Vediamo che il via dato da Pierluigi Castellani, presidente del comitato provinciale lucchese, con accanto Quinto Rocchiccioli, sempre del comitato provinciale lucchese, e poi accanto Marco Verani, che era il giudice di arrivo, che ha dato ovviamente il via ufficiale alla corsa. Totale da affrontare 8 giri per un totale di 24 km per la categoria esordienti del primo anno, 16 formazioni al via per un totale, come detto, di 39 atleti. Formazione ovviamente della Monte Carlo Ciclismo, che è la società di casa, poi la Vangi San Maricambi il Pirata, il Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, il Velo Club Pradaccio, la Ciclistica 2000 Litocol, la Ceretolese 1959, la Una Bici per Tutti, la Fabrimar Marco Forever, la Ciclistica Mobiliere di Ponsacco, il Gruppo Sportivo Butese, il Team Coratti, il Team Val di Nievole, l'Unione Cilistica Donoratico e l'Unione Cilistica Empolese. Queste sono le 16 formazioni al via e vediamo che sono subito le maglie della Donoratico insieme a quelle della Vangi e Andrea Mori, che subito prova ad uscire dal gruppo. Ricordiamo l'Andrea Mori plurivittorioso, un bel inizio di stagione, anche se bisognerà un po' vedere da qui in avanti, si inizia un po' a andare a prendere delle corse ancora un po' più complicate. Eccoli i ragazzi a affrontare questa rotonda senza problemi. Chiaramente vedete che il manto stradale è bagnato, quindi bisognerà fare anche molta attenzione. Come sta facendo vedere il nostro cameraman, oggi il nostro operatore Fabio Albertazzi, con Mauro Gori che è il nostro motociclista. Vediamo che è evaso, siamo al terzo passaggio, praticamente terzo giro, è evaso Nicolò Navarra della Vangi Samaricambi il Pirata, la formazione laziale, e vi è dietro il drappello di corridori, perché dobbiamo dire che dopo il primo giro già si era creato un drappello di corridori in testa alla corsa, che comprendeva proprio Navarra col compagno di squadra Ferrante, poi i due della Donoratico Gabrielleschi e Mori, i due del Team Valnievole Menici e Castrucci, due della Empolese Gastasini e Scappini, e poi Fiacco della formazione del Team Coratti. Questa era la formazione, erano il gruppo di testa. Adesso Navarra, come abbiamo visto nel dettaglio, è uscito prontamente dal gruppo e adesso lo andiamo anche a prendere al passaggio seguente. Quindi vediamo, siamo al terzo, come detto, siamo al terzo giro con Nicolò Navarra, il portacolori della Vangi Samaricambi il Pirata, uscito nel giro precedente. Lo stiamo seguendo ora la sua azione, portacolori della praticamente extra regionale. È anche una cosa importante per la formazione della Monte Carlo Ciclismo e per il comune di Pieve Fosciana avere anche squadre extra regionali. Ricordiamo alcuni sponsor della manifestazione, come la pizzeria La Rusticanella, la System Data, la Cicli Mori, la Graria Checchi Silvano, la Dino Bianchi, la Guerciotti, il Bar Mauro, la Bama, il suo rettificio 2C, la Intersonda, la Metalver, la Apuana Marmi, la Serchio Pali, la Stube, la Frutta e Verdura Reguli Morena, l'Autocarrozzeria FR, la Fratelli Facchini, che ha dato tra l'altro due macchine che si trovano praticamente al seguito della gara, la pizzeria Trova Poso di Fornaci di Barga, la Fiore Mania,
di Angelini di Pieve Fosciana, la Gianni Mattiello. Intanto seguiamo ancora l'azione del corridore della Bungie Samaricambi il Pirata, altri sponsor come l'Arsenale Agri Arrosto, la Mobile Art, la IP di Villa Collemandina, la Floricoltura Marisa Garden Center, la nuova immagine di Pieve Fosciana, e intanto siamo dietro con un terzetto che è venuto via. Sono Andrea Mori della Unione Gilistica Donoratico che sta inseguendo, con fiacco del team Coratti, e Duccio Menici, recente vincitore del titolo provinciale a Cintolese una settimana fa, del team Valdignevole. Questi sono i tre corridori che sono usciti dal drappello di 8 atleti che stava inseguendo praticamente il portacolori della Vangi Samaricambi il Pirata. Eccolo qui nel dettaglio. La strada tende sempre, se abbiamo detto, una prima parte in discesa, la seconda parte praticamente con la salita, e un ultimo tratto molto molto tecnico, quindi da fare ancora di più attenzione. E intanto stiamo vedendo un ritardo di 37 secondi per il terzetto, che è passato, un distacco praticamente di un 45 secondi invece il ritardo del drappello. Qui chiude Castrucci davanti Gabrielleschi, e poi il duo della formazione della Empolese, Gastasini con la Erte Scappini, tutti e due già vincitori quest'anno. Eccolo qui il tratto che vi dicevamo, il tratto di lastricato ai 300 metri dal traguardo. Sono i due corridori, chiaramente Castrucci e Gabrielleschi hanno un corridore, hanno un compagno di squadra davanti. Siamo ormai vicini a quello che sarà il passaggio, quindi li vedremo anche a momenti sotto il traguardo. Sarà anche nel caso una volata molto particolare. Eccolo, occhio perché si è staccato Duccio Menici dalla coppia che stava inseguendo, sembra che stia attendendo il drappello tirato dalla Erte Scappini in questo momento, quindi Andrea Mori e Andrea Fiacco sono rimasti da soli. 4 giri alla conclusione ci indica il contagiri, quindi 4 giri alla conclusione, e lo riprendiamo il battistrada subito dopo l'arrivo. Nicolò Navarra della Vangi Samaricambi il Pirata. Adesso la strada, come potete vedere nel dettaglio, sta scendendo, dall'altra parte si sale. Abbiamo visto che dietro c'era un terzetto, ma Duccio Menici si è staccato da Fiacco e da Mori, quindi rimangono solo due i contrattaccanti che stanno inseguendo. Chiaramente ora per il team Valdignevole stava quella tirando solo Scappini e Gastasini, dovranno tirare anche Castrucci e Menici, e Gabrielleschi potrà rimanere a ruota perché davanti c'è Mori. Vedremo anche se il tentativo dei due atleti usciti dal gruppetto inseguitore. Una gara, questa degli esordienti del primo anno, forse la pioggia, ma comunque a detta anche di tante persone che abitano nella zona, e anche la salita ha fatto sicuramente selezione. E vediamo all'inseguimento. Eccoli qui i due più immediati inseguitori, Andrea Fiacco con l'altro corridore, ovvero Andrea Mori della Unione Gilistica Donoratico, team Coratti invece per Andrea Fiacco. E questa gara ci fa vedere ancora quando vengono fuori. Intanto Andrea Mori chiede il distacco al nostro motociclista, il nostro operatore, anche per sapere quanto hanno ancora da recuperare. Il ritardo che praticamente è sui 35 secondi ora il ritardo del duo all'inseguimento, Mori con Fiacco. Siamo andati a prendere adesso ora un attimo, purtroppo la pioggia non ha mai smesso per questa prima categoria di questa giornata azzurra. Come detto, in ricordo presenti tutta la famiglia di Rossano, i nipoti, i figli, la moglie Anna, i fratelli che non sono voluti sicuramente mancare e che andranno a premiare poi la società del vincitore di ogni categoria. Poi ci sarà la maglia rosa in onore, perché ricordiamo che martedì 16 maggio passerà il Giro d'Italia con l'arrivo poi a Viareggio, poi ci sarà la partenza il giorno dopo dal Lido di Camaiore, quindi questa cosa è stata fatta anche magari anche per i ragazzi che andranno a vincere questo primo memorial in ricordo di Rossano con la maglia rosa come il primato del Giro d'Italia. Intanto abbiamo visto Mori provare a rilanciare l'azione. Questi sono dietro, ovvero il duo del team Valdignevole, Castrucci Menici con Gastasini e Scappini, e poi Gabrielleschi che chiude questo drappello. Dietro ci dovrebbe essere un duo all'inseguimento, atleta ci viene segnalato della Donoratico, dovrebbe essere Grandi, e un atleta della Fabrimar dovrebbe essere Canale, quindi sono loro due che dovrebbero essere loro a inseguire in questo momento. Vedremo anche come
come chiuderà la situazione. Intanto ricordiamo che il traguardo volante intitolato a Giuseppe Tagliasacchi è stato vinto dal corridore davanti Samaricambi, il Pirata, ovvero Nicolò Navarra, che si è aggiudicato anche questo qui. E intanto vediamo ultima curva per quello che riguarda il drappello che sta inseguendo i due ancora più in ritardo, quindi ritardo di una cinquantina di secondi per questo drappello qui. Vediamo ora Gastasini andare a cercare un po' un tratto di manto stradale un po' meno bagnato, ma non è facile perché sta veramente piovendo, trovare tratti di lastricato non bagnati è molto difficile. Ora fare l'andatura sembra essere Castrucci con Menici a ruota, e stanno passando 2 giri alla conclusione, ritardo che supera i 50 secondi per questo drappello. 50 secondi a 2 giri al termine come indica il cartello, quindi vediamo, siamo dall'arrivo, vedremo ora il passaggio con il suono della campana, quindi l'ultimo giro per gli ultimi 3 km praticamente di questa prima gara, di questa giornata azzurra. Abbiamo detto, tra l'altro, una gara che ha voluto fortemente anche il comune insieme alla Monte Carlo Ciclismo, il comune del sindaco Francesco Angelini, presente lui, il vice sindaco Luciano Angelini, Anna Rita Fiori, presidente del consiglio comunale di Pieve Fusciana. Intanto ultimo giro, suona la campana per Nicolò Navarra, c'era anche il delegato allo sport del comune di Pieve Fosciana, tra l'altro, quindi insomma un bel impegno. Sta passando ora ritardo per il corridore, 30 secondi per Andrea Fiacco. Dicevamo presente anche Angelo Bartolini, delegato allo sport del comune, e presidente, ovviamente passa ora intanto con un ritardo molto più alto invece Andrea Mori per la Fondazione Banca del Monte di Lucca, presente anche Pietro Paolo Angelini, questi alcuni, anche loro vicinissimi a questa manifestazione. E intanto vediamo che stanno passando, si controllano adesso, è rientrata anche Ferrante che aveva avuto un attimo di difficoltà all'inizio a entrare, a rimanere attaccata a questi corridori, quindi di nuovo Ferrante che chiaramente ora il compagno si sta involando verso quella che sarà la sua vittoria, perché il vantaggio di 30 secondi sono gli ultimi 3 km, stiamo solo aspettando di vedere l'arrivo finale, ed eccolo qui, applaudito dal pubblico che nonostante la pioggia ha gli ombrelli aperti. Nicolò Navarra della Vangi Samaricambi, il Pirata, si aggiudica questo primo memorial Mori Rossano per la categoria esordienti del primo anno, quindi doppia vittoria anche col traguardo volante. Secondo posto Andrea Fiacco, sta arrivando ora del team Coratti, dovrebbe esserci ora Andrea Mori dell'Unione Cilistica Donoratico in terza posizione. Quindi vedremo anche quello che sarà poi il delinearsi delle altre posizioni. Eccolo qui, molto stanco, l'abbiamo visto, molto appesantita la sua pedalata già al giro precedente, però si va a prendere questo ultimo gradino del podio. Medaglia di bronzo per Andrea Mori dell'Unione Cilistica Donoratico, complimenti anche a lui, comunque altra prova di spessore per il corridore livornese che comunque ha fatto una grandissima prova. Vedremo ora la volata. Scappini è davanti, eccolo qui, Lerte Scappini davanti e va a fare quarto davanti a Gastasini, Castrucci, Ferrante, poi Gabrielleschi, Menici e poi decimo grande. Andiamo alle interviste. Siamo con il vincitore di questa prima giornata, Nicolò Navarra della Vangi Samaricambi, il Pirata. Allora, hai provato l'attacco, già una corsa abbastanza selettiva e poi veramente sei riuscito a gestire il vantaggio. Sì, sono contento appunto che sia riuscito a mantenere, ma aspettavo, però alla fine ce l'ho fatta. Una dedica speciale per questa vittoria? Alla squadra. Andrea Fiacco del team Coratti, insomma è una gara veramente sotto il diluvio, poi avete fatto selezione, vi è andato via Navarra, però con Mori sei riuscito a venire via, poi nel finale sei riuscito anche a staccarlo, a prenderti questa seconda posizione. Sì, dopo che è partito Navarra siamo dati cambi io e Mori, poi a una certa ne avevo un po' di più e sono riuscito a staccarlo. Andrea Mori dell'Unione Cilistica Donoratico, ottimo momento per te, oggi probabilmente nel finale anche il tempo ha fatto un po' la selezione sulle gambe, però comunque un podio che dà morale. Sì dai, è stata una gara dura, parecchio dura, poi il tempo ha anche diciamo, aiutato a farmi staccare per colpa del respiro, non respiro bene, quindi sono dovuto staccare perché non ce la facevo più.